cosa che voglio dire è a nome del governo portare ovviamente il cordoglio alla famiglia della vittima, di cui mi pare sono stati addirittura celebrati i funerali pochi. Il governo, ma anche per poter vedere in maniera concreta che cosa si può fare e come possiamo farlo adesso tutte le dichiarazioni dello stato di crisi che viene recepita la richiesta e sulla base di quello scattano tutta una serie di provvedimenti e adesso dall'incontro che stiamo facendo recepiremo tutte le richieste. Il governo è disponibile e pronto a fare la sua parte. Questo primo provvedimento sarà un intervento a fronte dell'emergenza immediata con i soldi, con le risorse della protezione civile per far fronte all'immediatezza. Poi il secondo provvedimento sono gli spazi finanziari che ci sono rimasti dagli anni scorsi anche in Veneto e il terzo l'allentamento del patto di stabilità. C'è una disponibilità completa del governo ma soprattutto vogliamo parlare con i sindaci prima. Quindi IMU e TASI. La seconda cosa ovviamente sono i fondi, cioè i danni che sono per il 99% sul privato sono ingenti, sono diverse decine di milioni di euro per ciascuno dei comuni e a quanto ho compreso, ripeto, sto al momento imparando la materia, ma dal 2012 la riforma sulla legge 100 inibisce il ristoro dei danni al privato, quindi ci troveremo nell'assurdo in cui anche eventuali fondi messi a disposizione dal governo tramite il Fondo Nazionale di Protezione Civile o altri strumenti si troverebbero poi bloccati nei confronti delle persone che avrebbero bisogno di riceverli. Sappiamo che in Emilia è stata fatta una legge ad hoc del Parlamento, se è possibile fare qualcosa del genere o di dall'effetto analogo, questo ci permetterebbe anche di lavorare meglio per i nostri cittadini. Grazie. Ora, un morto, decine di feriti, centinaia di sfollati e centinaia di edifici danneggiati o distrutti. La marea umana di volontariato che si è riversata per rispondere agli effetti del tornado è stata meravigliosa e ha praticamente rimesso a nuovo quello che prima era una distesa di macerie. Se non ci fossero i tetti scoperchiati non sarebbe successo nulla apparentemente. Adesso però i volontari hanno messo braccia e cuore. Il governo deve fare il suo. Qui ci sono decine di milioni di danni nei nostri territori e non è possibile lasciare queste persone da sole. A noi serve che il governo rimetta un tetto sulla testa di questa gente. Per l'Emilia è stata fatta la legge speciale, venga scelta questa strada, un'altra non importa. L'importante è che ridiamo alla signora Maria, che non è un nome a caso, il suo tetto. Noi adesso stiamo portando qui i parlamentari, domani ci sarà Di Battista nei territori, persino il Patriarca ha dato la sua disponibilità meravigliosa a scrivere al Primo Ministro Renzi. Noi non ci facciamo silenziare, non ci facciamo dimenticare. Questi volontari hanno fatto tutto, chi ci governa a Roma deve essere alla loro altezza e ci deve rappresentare, deve fare la propria parte proprio come l'hanno fatta loro. Adesso prosegue la bonifica sia delle macerie che dell'amianto, purtroppo che si è molto disperso e noi non perdiamo un colpo giorno per giorno. La Regione ha già stanziato 3 milioni, ne sta per stanziare altri, da Roma però siamo ancora a zero. Persino i nostri cittadini hanno stanziato con i nostri conti correnti delle donazioni, solo a Mira abbiamo superato i 60.000 euro. Per i milioni che mancano il governo deve fare il suo.